A Venezia ha aperto un nuovo spazio di moda a chilometro zero, gestito da due sorelle, Valentina e Marianna, origine padovana, veneziane ormai d'adozione. Raccontateci questo vostro spazio che si chiama Mava. L'idea di questo spazio è nata per un'esigenza in realtà di esporre le nostre creazioni. E il nostro brand nasce invece qualche anno fa, la nostra piccola etichetta indipendente nasce qualche anno fa, prendendo origine invece da quello che è stata una tradizione familiare. Infatti io e mia sorella siamo cresciute nell'atelier di famiglia, quello di nonna e mamma, e quindi fin da bambine abbiamo giocato tra pizzi e merletti. Questo gioco ora è diventato il nostro lavoro, anche se la nostra formazione è stata quella di una formazione universitaria proprio qui a Venezia, all'Istituto Universitario di Architettura, e dopo qualche anno di professione però il richiamo all'origine è stato più forte e quindi abbiamo deciso di creare qualcosa di nostro. Non è stata una decisione, ma un altro modo di esprimere la nostra creatività. Finora è stato mediante l'architettura e poi quei giochi da bambina con aghi, merletti, tessuti si sono trasformati in un nuovo stile di vita che poi si è materializzato in Mavà. Mavà è un'esclamazione di stupore e più che altro perché quando incontravamo i nostri amici e ci chiedevano di chi aveva realizzato l'abito, i capi che noi indossavamo, ci rimanevano stupiti ed esclamavano appunto ma va? E dopo appunto ci siamo anche accorte che è la contrazione dei nostri nomi, Marianna e Una Valentina. moda a chilometro zero, anzi a chilometro veneto la vostra. Voi avete il vostro laboratorio a Padova, avete aperto questo negozio a Venezia da pochi mesi, ma soprattutto nella scelta dei materiali siete rigorose. Qual è il percorso che seguite? Sì, noi crediamo in un consumo attento e consapevole. È proprio per questo che dietro a ogni capo realizzato c'è studio, innovazione, ricerca e tutti quei valori senza tempo che poi si fondono nei capi che produciamo. Crediamo e cerchiamo di fare le cose nel modo giusto ed è proprio per questo che la scelta dei tessuti è un valore fondamentale della nostra piccola etichetta. Il nostro fornitore per eccellenza è Berto Industria Tessile di Bovolenta, un produttore di denim che da 130 anni produce sempre nello stesso posto, in una provincia di Padova. E ha aperto da pochi anni un progetto che si chiama Berto for Young Talents, in cui l'azienda si affianca a dei giovani creativi e dà il proprio supporto per coltivare la creatività anche nelle piccole realtà. E noi siamo rientrati in questo progetto e abbiamo quindi la possibilità di scegliere i tessuti che produce Berto, che a cuore ha sicuramente un processo sostenibile e ha rivoluzionato tutto il suo percorso di produzione proprio in virtù di una produzione ecosostenibile. Da quest'anno collaboriamo anche con l'Anificio Paoletti di Folline in provincia di Treviso. L'Anificio si impegna nel recupero di una lana di una pecora autoctona delle valli di Alpago in provincia di Belluno, questa lana deriva da allevamenti biologici a rischio di estinzione, perché appunto l'Anificio Pauletti sostiene la produzione locale e la sostenibilità di questi allevamenti a rischio di estinzione appunto. Ci affidiamo anche ad altri produttori
del territorio che hanno sempre un approccio sostenibile nel recupero dei tessuti, per esempio da grandi produzioni oppure da fine serie, e che quindi danno l'opportunità a questi tessuti ancora pregiati, ma che magari sono di collezioni precedenti, di avere una nuova vita, di essere riportati nel mercato. E noi nella nostra scelta diamo anche una precedenza al riutilizzo dei tessuti di seconda generazione. In modo che questi tessuti non diventino rifiuti tessili che vengono dati al macero e che quindi producono inquinamento. Eh sì, e quindi ridare una nuova vita ai tessuti con un nuovo stile che è quello dei nostri capi.